Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo tentativo con velocissima Velorama Gaps che va a condurre mentre galoppa all'uscita dei nastri Beautiful Day. In seconda posizione c'è Zia Meme Klein, terza Roger Opie, poi Numero Boa 13, San, Beautiful mentre di fuori è Day, rimasto Rossano. squalificato. Cammina all'avanguardia Velorama Gaps che passa i primi 200 metri in poco più di 16. E davanti alle tribune Chiara leader, in seconda posizione Zia Meme Klein, terza Roger Opie, in quarta Boa San, poi di fuori Rossano, allo steccato Bacco Baciò avanti a Troy Holz, quindi Batman Griff, mentre si muove per linee esterne Bamako dei Greppi che si trascina Universo Jet. 29,8 per i primi 400 metri di corsa da parte di Velorama Gaps, e i 600 se ne vanno in 45,3. E così la leader prosegue di Gran Lane all'avanguardia, 3 lunghezze, 4 meglio di Zia Meme Klein. Poi Roger Opie, Boa San, Rossano che cerca di risalire al largo, ma è difficile perché davanti si va tutta. 1 minuto e 3 decimi per i primi 800 metri di corsa. Velorama Gaps sempre in gran vantaggio, Zia Meme in seconda posizione, in terza Roger, Rossano di fuori che chiude allo steccato Boa San. Quindi Bamako dei Greppi e Universo Jet che attendono gli eventi in pariglia. Muove ora Matteo Zaccherini con Universo Jet, trova l'anticipo da parte di Bamako dei Greppi e sbaglia Universo. E così c'è stato 15 il primo chilometro davanti alle tribune, un paletto invece più tranquillo in 16, 1,31 i primi 1200. Con in evidenza Velorama Gaps che si porta sempre appresso Zia Meme Klein e Roger Opie, quindi ancora Boa San, mentre Bamako dei Greppi all'esterno non riesce più di tanto a progredire sulla piegata, c'è 16,3 per la curva di destra, nonostante ciò Velorama Gaps guadagna margine a Zia Meme Klein, a Roger Opie, poi gli altri con Bacco Baciò che si libera dallo steccato per provare a venire a fare un po' di arrivo. Il miglio passato in 2, 1 e 6 con una frazione in 14,3 da Velorama Gaps che se ne sta andando dalla compagnia, 300 dalla conclusione, deve solo amministrare il vantaggio acquisito. Numero nel 7, tratto Bacco Baciò, conclusivo Velorama Gaps che entra in retta d'arrivo in vantaggio abissale. Velorama Gaps che domina in percorso di testa, mentre per il secondo posto Zia Meme Klein si difende da Roger Opie, al quarto Troy Holz. 2,32 il totale, Velorama Gaps e Federica Scuffia in percorso di testa vengono a vincere il centrale di serata, Giovanni Palanga al training, i colori ovviamente di Federica Scuffia. Successo in coast to coast per Velorama Gaps che porta a casa una netta vittoria, il numero 3 al primo posto di Velorama Gaps, al secondo finisce Zia Meme Klein, al terzo Roger Opie.